enough for believing. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make it a better place for you and for me. 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 Giovanni, l'ultimo applauso ce lo prendiamo insieme. Grazie. Io non so se vuoi lasciarci tu una piccola riflessione, se voi avete. Nel senso che io penso che l'obiettivo di un circolo culturale, ma anche di una serata come questa, è anche un po' avere un piccolo scambio con le persone che hanno così ascoltato pazientemente, insomma, un po' i vari passaggi. Quindi se volete farci questo piccolo regalo di una vostra riflessione, noi siamo ben felici. Se non ve la sentite, non saremo però felici. Grazie ancora. La signora voleva dire qualcosa. Allora noi ci accomodiamo e chiacchieriamo tranquillamente. Io veramente sono la presidente dell'associazione Cronos Arte e volevo innanzitutto ringraziarla. Lei è stato bravissimo, competente, è stata una bellissima, magnifica serata. Un bel momento di arte, veramente. E a ricordo di questa serata volevo donarle una pergamena a nome di Cronos Arte. E posso, nel ringraziarla, fare una riflessione con lei? Sì, prego. Allora, noi c'è ancora nella giornata di ieri, ma probabilmente anche qualche ora prima, è venuto a mancare quello che per me è comunque un grande artista e quindi io mi permetto di fare questa piccola riflessione. Il passaggio poetico che più vi è piaciuto, io ecco così, mi permetto di dedicarlo a lui in ricordo di quanto ha dato per l'arte e di quanto ancora nel suo segno probabilmente si potrà fare. L'artista di cui parlo è Renato Nicolini, quindi E anche una pergamena per Giovanni, il nostro poeta bravissimo. Grazie a tutti per essere stati qui stasera, voglio ringraziare il dottore Rattola che tutti voi diciamo ci fa conoscere con, come si dice, in quel modo lì diciamo, c'è stato ha promosso sì, attraverso la rete il vice sindaco del comune di Rovudi che è stato presente, Merito TV e tutti voi. Grazie Merito TV per caspiteria, complimenti anche per l'iniziativa.
non sono abituato al microfono. Beh, visto che abbiamo un sindaco, una riflessione ce la regala. Grazie a tutti. Sta dando la sindaco. Eccolo qui, buonasera. Buonasera. Che devo dire? Innanzitutto il lavoro poetico se vi è piaciuto. Siete stati grandissimi, veramente. Lo dico non di circostanza. Io volevo soffermarmi un attimino su Giovanni, che ci conosciamo da tantissimo tempo, e che lo ricordo quando scriveva SMS per conto terzi. Ah, ecco. Cioè, quindi sembra che viene fuori che Giovanni faceva come se non lo Cerac, che scriveva per gli altri messaggi in amore. Oggi stasera lo troviamo qua principalmente. In forma, deve essere uno che scriveva messaggi. Principalmente sorpreso. E per dire, vi faccio un grosso in bocca al lupo. E vi auguro tutto cuore, tutto quello che la fortuna gli riserverà. Sicuramente gli riserverà qualcosa, perché è veramente bravo. Simone Spillace, un applauso per il nostro bravissimo Alessandra Del Gioro. I ragazzi che avete visto che sono saliti insieme ad Alessandra sono suoi colleghi e sono alcuni allievi del laboratorio della compagnia Scenanda. Buona serata. Posso chiudere?